Allora, ciao a tutti. In questo video volevo parlare principalmente dei Beatles, che è uno dei gruppi che mi stanno molto a cuore, che sto ascoltando in questo periodo. Allora, secondo voi quali sono i dischi migliori dei Beatles? Io li ho ascoltati tutti. Allora, c'è molta gente che dice, del mio paese soprattutto, che dice che i Beatles sono pop e che i Rolling Stones sono rock, cioè non molto alcuni. Allora, poi altri che dicono che il periodo migliore dei Beatles è stato quello rock and roll iniziale. E poi anche White Album, un White Album. Ah, io dico, io ho ascoltato solo un album dei Rolling Stones, sono franco su questo, Beggar's Banquet, pare si chiama, e anche qualche canzone di Let It Bleed. Sinceramente mi fanno proprio cagare. Le canzoni per l'album non mi piace per niente. Beggar's Banquet, anche quelle canzoni che ho sentito di Let It Bleed mi fanno cagare. Perché non c'è niente di rock, niente. C'è solo un po' di country, un po' di blues. E prima era dire che i Beatles sono pop. Sono state più rock. Cioè, vabbè. Quello è ancora del periodo migliore dei Rolling Stones. Ehm, E, allora, scusate, allora, The Beatles, allora che se quello è uno dei dischi, è uno dei dischi del periodo migliore dei Rolling Stones, allora che come saranno gli altri? Boh. Poi i Beatles, c'è questo, alcuni del mio paese dicono sono pop, fanno schifo comprate Rolling Stones, se sono davvero rock. E poi sono fissati con questo White Album, è il primo periodo rock and roll. Allora, non è che solo perché il primo periodo è rock and roll, quindi rock and roll, come rock and roll classico è sempre la musica migliore, quelli sono i migliori dischi. Cioè, cioè, praticamente, vabbè, sono rock and roll, quindi diciamo che sono i più bei dischi dei Beatles perché sono gli unici rock and roll. Ma cosa vuol dire? Hanno fatto canzoni molto più rock and roll, anche dopo il 1965, che hanno smesso di fare canzoni all'Elvis Presley. Ma sono andati sul progressive rock, sullo psychedelic rock, addirittura una canzone hard rock hanno fatto, Alter Skelter. Questi dicono tutti White Album. Questi i miei compagni, White Album e i primi album. I primi album rock and roll sì, sono dei buoni album, ma non sono per niente comparabili con quello che hanno fatto dopo, il 1965, dopo che hanno smesso di fare concerti. Non sono per niente comparabili. È dal 1966 in poi che hanno cominciato a fare capolavori, che hanno cominciato a scrivere melodie bellissime, ad avere idee psichedeliche, alternative, nuove idee di musica che poi è stata precursore di
di molti generi successivi, come appunto lo psychedelic rock. Quindi i migliori album dei Beatles, secondo me, sono gli ultimi che hanno fatto. Gli ultimi sono i migliori. Precisamente, per me, Magical Mystery Tour è il più bello. Poi sono belli anche Abbey Road e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E, e anche Let It Be. Questi qua. White Album. Cos'ha White Album di così speciale? Cos'ha? Ci sono canzoni stupende in White Album, ma è troppo lungo, troppo. È troppo. Come si dice? Troppo dispersivo come album. Almeno da quel poco che ho ascoltato. Mi pare che l'ho ascoltato solo 2 volte, però mi sembra troppo pesante. Soprattutto quelli che dicono che erano solo delle marionette che facevano rock and roll alla Elvis Presley, e che quindi non valevano niente. Che secondo me devo ascoltare tutta la discografia dei Beatles. E gli ultimi album, quelli meno conosciuti, sono dei capolavori. Non sono album, sono capolavori, sono opere. Soprattutto questi qua che ho nominato. E sono quattro, mi sono ricordato che sono tra gli ultimi che hanno fatto. E comparandoli con i Rolling Stones, c'è appunto quell'album che ho sentito non mi piace per niente, molto monotono, Beggar's Banquet, molto monotono, le canzoni molto simili, noiose le canzoni. Poi a me il blues non è mai piaciuto, troppo noioso. Ma secondo me sono molto più rock i Beatles, anche se non derivano dal blues. Hanno fatto sempre canzoni ma di impatto stupende, bellissime, di, di- di un groove che non si sarà mai più nella storia, di un'atmosfera che non si sarà più nella storia. Sono molto più rock di quelle canzoni blues che ho ascoltato di quell'album, che non è rock, quello è blues. Blues mischiato a country, si capisce. E quindi, eh, sono vuoto di memoria di cosa dovevo dire. Cosa dovevo dire? Ah, quelli magari dicono, sono molti che dicono, Beatles sono pop, magari hanno ascoltato solo un album dei Beatles, che ne so. Accidenti. È cosa importante, devo dire. Eh, scusate, ma niente. Vabbè. Niente, nient'altro. Volevo solo far sapere al mondo le mie opinioni.
ditemi le vostre. Ciao.